Nel suo ultimo libro, I sapori del Piave, Aldo Trivellato guida il lettore attraverso aria, terra, acqua e fuoco alla conoscenza di sapori e cibi tipici, un intreccio tra storia, cultura e filosofia che sono pilastri portanti del nostro presente. Un progetto che sta coinvolgendo l'intero Basso Piave, il Veneto orientale in futuro mi auguro, che riguarda non solo la riscoperta, anche se è la base dell'idea, ma anche il futuro, di che cosa intendiamo con la parola alimentazione, quindi basarsi sulla tradizione guardando ovviamente all'innovazione. Un viaggio nel passato alla riscoperta di sapori e tradizioni per conoscere e valorizzare le tipicità locali, non solo per non dimenticare, ma anche e soprattutto per educare ad una gastronomia di qualità. Abbiamo delle eccellenze vere e proprie a livello territorio, quindi vale la pena di darli là e aiutarle a crescere e a mostrarsi in tutta la loro fantasia, in tutta la loro produttività. Poi tra l'altro questo qua fa parte di un progetto molto più ampio che riguarda sostanzialmente quello che è il nostro cavallo di battaglia del rilancio vero del territorio in termini economici e in termini di poter vivere meglio tutti quanti, che tocca sia lo sviluppo sostenibile, quindi il basso consumo energetico, sia incrementare il più possibile il turismo, e credo che tutto quello che riguarda l'agroalimentare, che riguarda quello che andremo a presentare questa sera, sia in assoluta sintonia e possa aiutare a raggiungere questo obiettivo. La pubblicazione del libro si inserisce quindi all'interno di un progetto molto più ampio e ambizioso di buona educazione alimentare, valorizzando le attività artigianali, passando o partendo da polenta e pane, antagonisti e apprezzati protagonisti delle nostre tavole. Siamo qui con il presidente provinciale, rappresentante dei panificatori. All'interno di questo progetto promosso proprio dalla Confartigianato, i panificatori come si pongono, che cosa vogliono far riscoprire? Sì, noi siamo molto interessati a questo progetto, in quanto come produttori di pane abbiamo tutto l'interesse che gli antichi sapori vengano valorizzati, in quanto noi pensiamo di farne parte a pieno titolo di questo progetto, e per anche una riscoperta degli antichi sapori e del nostro alimento principale, che è il pane e tutti i derivati dei cereali, in quanto anche nelle nostre zone, assieme alla polenta e dunque al mais, erano alla base della piramide alimentare di tutta la popolazione, e negli ultimi decenni questo è stato lasciato un po' in disuso, mentre una riscoperta con la giusta importanza secondo noi serve a valorizzare sia il nostro territorio e anche fare una corretta alimentazione. Macellai, panificatori, molitori e ristoratori sono i protagonisti di questa filiera del cibo di qualità. Io ci ho sempre creduto nella riscoperta dei cibi, perché con i ragazzi giovani che sono un po' un attimo diciamo come mentalità non cibaria nell'assaggiare le cose, bisogna far capire che anche una volta si mangiava veramente bene, c'erano cose naturali che non ti portavano a determinate situazioni di pesantezza o di non gusto in seno alla tua mente e al tuo stomaco. Progetto che attraverso i cibi tipici porta alla valorizzazione del territorio, apprezzato anche dall'assessore alla cultura Chiara Polita. Sicuramente la riscoperta appunto della tradizione rappresenta uno anche dei punti, diciamo, che è stato messo nel programma, insieme alla valorizzazione anche delle risorse locali che promuovono ovviamente questo tipo di iniziative, quindi per noi rappresenta questa opportunità un'occasione anche per confrontarci in questo caso con un'associazione di categoria come la Confartigianato, che ha dato vita proprio a questo prodotto, diciamo, importante progetto che ha portato alla realizzazione di questo libro, in una componente come quella del cibo, che è, diciamo, è proprio un aspetto che costituisce la cultura di una città e sicuramente ci permette di raccontare ulteriormente le tradizioni della nostra terra, quindi sicuramente sosterremo questo tipo di iniziative che soprattutto vanno a vantaggio di creare una rete anche con le realtà locali.